Presidente Jacopo, che significato ha questa cerimonia e quale sarà il suo messaggio? Beh, il significato di questa cerimonia è sicuramente rendere un grazie al Paese, rendere un grazie a tutti coloro che hanno partecipato alla ricostruzione del nostro Friuli. Sono 40 anni, possiamo dire che la ricostruzione è conclusa, possiamo dire che la ricostruzione ha lasciato nella nostra comunità un messaggio forte, quello di un momento drammatico, ovviamente l'inizio, il lutto, il ricordo delle vittime, ma esaltante per quello che è stato poi il processo che ha riconsegnato alle comunità, ai paesi, al nostro Friuli, i paesi dove e com'erano, ha riconsegnato una crescita, un'opportunità ancora di futuro e uno sviluppo. Quindi il messaggio importante è questo. Quello che lasciamo al Presidente della Repubblica è sicuramente la volontà di un popolo, la dimostrazione che se lo Stato crede alle autonomie locali, alle regioni, ai comuni, laddove c'è un tratto di disponibilità, di competenza, di onestà, i risultati si vedono e noi al Presidente restituiamo ovviamente il grazie di quella solidarietà e di quell'impegno che il legislatore nazionale, il governo nazionale ha voluto dedicare alla ricostruzione del Friuli, accomunando in questo grazie il grazie a tutta quella partecipazione di volontari, di solidarietà, di vicinanza che l'intera nazione italiana ha riservato al terremoto del Friuli. Credo sia un esempio, un bel esempio di coesione nazionale e di capacità appunto di ottenere i risultati quando c'è un impegno vero, una partecipazione vera e un collegamento vero tra cittadino e istituzioni. Arrivando oggi si invoca da più parti una ricostruzione economica e sociale, perché secondo lei? Beh, perché poi c'è un dato di crisi che è subentrato nel frattempo e che ha segnato e segna sia le difficoltà economiche sia l'emergere di nuove e forse preoccupanti anche risvolti che sono legati proprio alla condizione sociale e all'atteggiamento che la gente ha rispetto a queste difficoltà. E crediamo che oggi appunto il messaggio debba essere quello di riconsegnare, di riconsiderare quello che è stato invece il grande slancio solidale, disponibile, dedicato all'impegno e agli altri che appunto ha contraddistinto le opere di ricostruzione del Friuli. Questa cerimonia sarà anche un'occasione per difendere la nostra autonomia di statuto speciale? Beh, sarà l'occasione per rimarcare che se questa ricostruzione si è fatta in questo modo è perché lo Stato ha creduto ad una regione che aveva poteri particolari, aveva poteri dell'autonomia e della specialità e quindi un'opportunità di dimostrare come se si crede nel decentramento, se si crede nella condivisione collaborativa tra i vari livelli di governo istituzionali di un paese si può ottenere forse migliori risultati. E questo decentramento è in pericolo oggi? Beh, il decentramento è sicuramente oggetto di un passaggio importante, quello successivo al referendum, se confermerà la riforma costituzionale, perché saremo chiamati ad una revisione dello statuto, quindi l'autonomia viene confermata, la specialità viene salvaguardata, dovremo però traguardarla alla novità dei tempi e in questo senso quindi un confronto leale con il Parlamento attraverso lo strumento dell'intesa che sarà previsto, quindi uno strumento che veda d'accordo sia lo Stato centrale che ovviamente la dimensione regionale e locale per quanto attiene agli obiettivi comuni da raggiungere, che sono quelli di rendere un servizio positivo alle nostre comunità.